Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II assunse per sé e per i suoi successori il titolo di Re d'Italia per grazia di Dio e volontà della nazione. Sulla grazia di Dio è assai arduo esprimersi e per quanto riguarda la volontà della nazione, di certo le cose sono alquanto complesse, come testimoniano i fatti che adesso diremo. Nelle guerre risorgimentali la presenza di italiani e di tanti friulani tra le file austriache era cospicua. In linea di principio gli austriaci cercavano di non mettere contro soldati della stessa nazionalità. Tuttavia, nel 1859 gli italiani dell'imperatore venivano impiegati in taluni casi contro i conterranei, soprattutto a Solferino e San Martino, dove meritarono numerose onorificenze. Non mancarono le diserzioni, ma ciò era fisiologico da tutte le parti. Nel 1866 l'esercito asburgico comprendeva oltre 50.000 mantovani, veneti, friulani, triestini e istriani, più del 10% degli effettivi, e impiegati tutti questi specialmente sul fronte tedesco. A Sadova contro la Prussia caddero più veneti delle armate imperiali che italiani e custodia contro gli austriaci. Sul fronte italiano operava con rare diserzioni e con valore il 22° reggimento reclutato fra Trieste, Istria e Dalmazia, reggimento nel quale alla fine del conflitto furono accolti i veneti decisi a rimanere con l'Austria. Altri invece scelsero l'esercito sabaudo. Soltanto in area padana migliaia di soldati originari delle regioni italiane dell'impero morirono per l'Austria. Molti dei sopravvissuti entrarono a far parte di una patria diversa da quella per cui avevano combattuto. Una volta di più, tanta povera gente guerreggiò senza sapere bene per chi e per cosa. L'impero d'Austria rimane il prototipo di un'Unione Europea fallita su base dinastica e la storia intanto conserva ambiti ancora da esplorare.